Da domani finalmente si torna ad assaporare il servizio e il cibo nel ristorante di fiducia all'interno, con i piedi sotto la tavola e un tetto sopra la testa, non fosse altro che per le temperature che di sera ancora non raggiungono i 20 gradi. Soddisfazione anche e soprattutto da parte della categoria economica. C'era tanta attesa, clienti che ovviamente avevano piacere di ritornare a sedersi all'interno dei nostri locali. Richieste per il 2 giugno cominciano a farsi sentire, ma soprattutto vogliono garantire di mangiare dentro perché hanno ancora voglia di mangiare. Non abbiamo ancora le temperature per l'estivo, anche se abbiamo predisposto una sala esterna che quindi funzionerà comunque, ma che ovviamente sarà più gettonata nel periodo estivo. Ci sono prenotazioni per il 2 giugno? Poche, pochissime al momento. Era sempre non pieno, 2 giri. Cioè il ponte del 2, del 25 aprile, tutti i ponti, poi non c'era mai posto, però... Turisti, anche stranieri, cominciamo a vederne? Sì, qualche turista, soprattutto tedeschi. Molto bello poter riapparecchiare, riaccendere le luci, riavere quasi una situazione normale. Adesso dobbiamo capire appunto se la sera si può aprire all'interno oppure no. Stiamo cercando di capire se possiamo mantenere il plateatico esterno. Quindi insomma ci sono ancora tante domande a cui non abbiamo risposte.